Carlo Mancosu, ho 32 anni e sono uno dei fondatori di Sardex.net. Sardex.net è il primo circuito di credito commerciale in Sardegna ed è un circuito che permette alle imprese di finanziarsi reciprocamente senza interessi attraverso l'utilizzo di una valuta complementare, il Sardex, tramite un sistema di compensazione. Sardex inizia ad operare nel gennaio del 2010 e oggi partecipano al circuito oltre 1400 imprese. Oltre alle 1400 imprese, da gennaio di quest'anno partecipano al circuito anche circa 400 dipendenti che lavorano all'interno, quindi nell'ambito di queste ultime. Attraverso il circuito Sardex le imprese, come dicevano, quindi la possibilità di finanziarsi reciprocamente a tasso zero, hanno la possibilità di vendere e acquistare i propri beni o servizi in un mercato parallelo che si affianca al loro tradizionale mercato. Sardex infatti non va a sostituirsi al loro tradizionale mercato euro, ma va a come dire, aggiungersi a quest'ultimo, creando nuove opportunità d'affari, creando nuove sinergie e creando soprattutto nuove relazioni, che non sono solo relazioni economiche naturalmente, ma sono anche relazioni principalmente umane. All'interno della nostra azienda attualmente lavorano circa 40 persone, tra dipendenti a tempo indeterminato e collaboratori esterni. Abbiamo una sede, la sede principale a Serramanna, mentre abbiamo aperto proprio di recente la prima sede a Sassari. Rispetto a ciò che Sardex potrà diventare in futuro, chiaramente stiamo lavorando al momento all'ingresso all'interno della rete anche dei consumatori. Abbiamo come obiettivo, diciamo, per i prossimi anni, quindi per entro il 2015, di avere all'interno del circuito circa 4.000 imprese, circa 5.000 lavoratori e circa 100.000 consumatori. Il rapporto di Sardex con il territorio e con gli stakeholder, quindi con tutti quelli che sono chiaramente non solo i portatori di interesse rispetto all'iniziativa, ma anche i portatori di interesse proprio rispetto al territorio e alle comunità, diciamo che è un rapporto di scambio e di interscambio continuo. Chiaramente il nostro lavoro ci porta, in quanto gestori di una rete, a implementare dinamiche di rete. Per questo che nel corso del tempo ci siamo sicuramente mossi nella penetrazione sempre più capillare del territorio, cercando anche di affiancare agli strumenti del digitale, del web 2.0, che chiaramente aiutano quotidianamente la nostra attività, quella che è la pratica de visu, quindi presso le aziende. Abbiamo una serie di collaboratori che quotidianamente visita le aziende, si muove nel territorio per far crescere, quindi implementare all'interno del circuito nuove imprese e quindi nuove possibilità d'affari. Allo stesso tempo collaboriamo e abbiamo una forte apertura alla collaborazione sia con le associazioni datoriali di categoria, con cui abbiamo già più di una volta organizzato degli eventi, sottoscritto delle convenzioni, così come abbiamo un fitto rapporto di dialogo sia con le istituzioni e con le pubbliche amministrazioni locali che con l'università, con la quale abbiamo anche di recente organizzato il primo convegno internazionale sulle valute complementari in Italia, è forse uno dei più importanti degli ultimi anni, proprio con l'Università di Cagliari, il convegno appunto La Terza Via. Quindi diciamo che nella nostra attività sarà fondamentale anche per il futuro che queste dinamiche di rete siano sempre più forti e che siano sempre più forti le sinergie tra noi e il territorio, noi le comunità e noi le istituzioni e gli stakeholder. Nel 2011 D-Pixel, che è un advisor di un fondo di venture capital, si è interessato alla nostra attività. Gianluca Dettori in particolare ci ha contattato proprio perché avendo degli amici sardi che erano iscritti al circuito, ha sentito parlare del circuito e si è molto incuriosito rispetto alla nostra attività. A quel punto diciamo che abbiamo iniziato a studiare insieme il modo da parte loro di investire in un'attività che comunque, al di là dei risvolti insomma, legati all'economia collaborativa, quindi ai risvolti etici del nostro progetto, aveva comunque anche un lato profit, nel senso che comunque Sardex, oltre ad essere un progetto che
in Sardegna avrà la sua espansione, un progetto ampiamente replicabile, ampiamente scalabile, ed è proprio quello che poi, anche grazie all'aiuto di Gianluca Dettori e l'ingresso del fondo di investimento, stiamo facendo. Quindi Sardex in questo momento ha avviato, diciamo, da circa un anno il suo progetto di replicabilità e sta replicando la realtà di Sardex in diversi territori italiani. Fare impresa in Sardegna spesso viene definita come una cosa impossibile, come un'impresa a cui forse si dovrebbe rinunciare ancora prima di aver iniziato. Noi non l'abbiamo pensata così, è molto importante invece che i ragazzi si concentrino nel trovare il modo di produrre valore in questa terra. Chiaramente più persone mettono a disposizione le loro competenze e producono valore in questa terra, maggiori saranno le opportunità che potranno crearsi. L'altra cosa che diciamo sempre, che per tanti è la scusa per abbandonare questa terra, è che tanti dicono in Sardegna non c'è nulla. In realtà il fatto che non ci sia nulla implica il fatto che è tutto da fare, quindi ci sono ampissimi spazi per le imprese. Diciamo che ci sono tantissimi settori in cui è possibile investire, tantissimi spazi di mercato da occupare e oltretutto diciamo che c'è, questo lo dimostra le tante aziende tecnologiche che hanno scelto di trasferire la loro sede in Sardegna, diciamo c'è, oltre che una storia, insomma non dimentichiamoci che la Sardegna è stata la culla del web nel Mediterraneo, e in più c'è un clima, un buon vivir direbbero i sudamericani, tale che facilita secondo me anche l'innovazione e il fare impresa. I punti di forza che la Sardegna ha da offrire a chiunque voglia fare impresa o investire nella nostra terra è innanzitutto una terra ricchissima, ricchissima di risorse non solo naturali, non solo storiche, non solo culturali, ma anche di risorse umane e quindi di competenze, di saper fare, di voglia, di entusiasmo. Oltre a questo, chiaramente ci sono anche in termini di infrastrutturali ampie possibilità, sia in termini di spazi. Ultimamente ad esempio molti incubatori vengono costruiti, pensati e immaginati e quindi implementati in zone rurali, proprio perché il contatto con la natura, ritrovare, come dire, un bioritmo naturale sembrerebbe dare alle start-up e quindi a tutto il mondo, diciamo, dell'innovazione la possibilità di creare e di facilitare l'inventiva, diciamo. Rispetto agli investimenti futuri in Sardex, auspichiamo chiaramente che, di avere, diciamo, una base di investitori più ampia di quella che abbiamo oggi. Questo potrebbe avvenire attraverso le dinamiche del crowdfunding, in cui investitori istituzionali, quindi investitori di professione, quindi fondi di investimento, potrebbero unirsi alla grande massa di persone che invece potrebbe acquistare piccoli pezzi di questa compagnia, di modo da renderla sempre più orizzontale e sempre più partecipata. Riteniamo che il crowdfunding sia uno strumento importantissimo per il futuro delle start-up, per il futuro del mondo dell'impresa, proprio perché inaugura un nuovo sistema che prevede una condivisione, un finanziamento con una condivisione dei rischi e una condivisione anche dei vantaggi e quindi dei guadagni per l'investitore. Questo, come ho appena detto, permetterà chiaramente anche a Sardex di avere una base maggiore, quindi una più ampia legittimazione rispetto a ciò che ogni giorno fa in termini di lavoro di rete.